Cominciano a prendere sempre più corpo i dettagli della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato sarà a Venezia per partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena. Francesco Businaro, presidente dell'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare Morosini, che sabato prenderà dal palco la parola poco prima del capo dello Stato, per noi racconta. Oltre agli allievi della scuola vi sarà anche una nutrita schiera di ex allievi che saranno presenti con le 57 bandiere dei corsi che si sono succeduti dal 1961 a oggi e con 6 compagnie d'onore che sfileranno dinanzi al capo dello Stato. Mattarella sarà in piazza tra le 10:30 e le 11 del mattino. Nel programma della sua veloce visita a Venezia è previsto anche che si rechi a Sant'Elena, nella sede della scuola, per firmare il registro d'onore. Inoltre potrebbe, anche se questo non è ancora certo, fare una capatina a Murano con il sindaco per raccogliere l'appello dei mestri vetrai di Murano in ginocchio per la crisi. Quest'ultimo dettaglio, però, non è ancora sicuro. La scuola Morosini festeggerà così il suo 60° di fondazione. Ma soprattutto per poter dare alla nazione cittadini cresciuti secondo quelli che sono i dettami delle scuole della Marina, Patria e Onore, scritta che campeggia sull'edificio, e soprattutto nei valori più formanti e veri che sono quelli dell'amicizia, della lealtà e dell'onestà.